kermesse del centrodestra a Padova tocca al centro-sinistra di Manildo serrare le file in vista del voto. In Veneto oggi Conte, Renzi e Schlein attese in questi minuti in piazza Coina a Mestre. Mancano alloggi per i lavoratori, incontro a Padova dell'Ance Veneto con il candidato alle regionali Stefani, al centro i temi che riguardano la categoria. La vicenda di Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione, così il ministro degli esteri Antonio Tajani oggi in Veneto tra Vicenza e Padova non ci arrendiamo, ha detto abbiamo contatti continui. Caso Venezzi parla il ministro alla cultura Giulio, oggi a sorpresa l'inaugurazione del ponte votivo, Beatrice è al posto giusto alla Fenice ma la polemica resta. Ancora razzia ai danni del bar della società Juvenilia di Padova, è la quarta volta per la sportiva che accoglie oltre 200 giovani, l'esasperazione di calciatori e dirigenti. Ultimo abbraccio di Cassola, Stefano Faronato, l'alpinista morto in Nepal, eri un cittadino del mondo, avevi un cuore puro, l'addio commosso. Aperto il ponte votivo che collega Riva a Santa Maria del Giglio con San Gregorio, partono così ufficialmente le celebrazioni della Madonna della Salute, venerdì la diretta su Antena 3 dalle 9:45. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo subito a Mestre e ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori perché dopo la kermesse del centrodestra a Padova e la volta del centro-sinistra si sta per arrivare proprio in piazza Coina a Mestre Elly Schlein. Ilaria, a te. Sì, buonasera allo studio, buonasera ai nostri telespettatori, siamo qui in piazzetta Coina Mestre, come vedete alle mie spalle tutto pronto per la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico, appunto qui a Mestre. Ieri abbiamo visto quella del centrodestra, oggi tocca appunto al centro-sinistra, qui insieme a me il segretario metropolitano Matteo Bellomo. Allora Matteo, tutto pronto, tra un po' arriverà la segretaria Elly Schlein, ci sarà un comizio e questa sera si chiude la campagna elettorale. Ma in realtà noi andremo avanti ovviamente fino a venerdì sera, ci sarà anche una chiusura di coalizione a Treviso venerdì nel tardo pomeriggio. Questa sera viene da noi la segretaria Elly Schlein, siamo particolarmente felici, c'è una grande attenzione per il Veneto dove siamo riusciti a costruire una coalizione particolarmente importante grazie al lavoro di tutte le forze politiche e del nostro segretario regionale Andrea Martella che è riuscito in questa grande alleanza. C'è una bella aria, c'è un bel clima, Elly è venuta sabato e ha fatto alcune tappe venete, oggi ritorna proprio per dare il segno di quanto anche in questa regione e in questa città Venezia si stia costruendo per il futuro e per la prospettiva. Grazie a Matteo Bellomo, allora avete sentito, a breve arriverà la segretaria Elly Schlein, naturalmente noi siamo qui ad aspettarla, a sentire insomma quello che ci sarà da dire, quindi richiederemo la linea tra pochissimo nell'edizione del telegiornale di Venezia, tra poco, grazie. Grazie a te Ilaria, grazie a Tommaso Migot per le riprese. Rimaniamo a Mestre perché è arrivato anche Matteo Renzi a sostegno per Manildo a sostenere anche la necessità di un cambiamento vero per il Veneto. La lista che dà cittadinanza nel centro-sinistra a chi dice meno tasse, a chi dice più sicurezza, a chi dice più valori. È un Matteo Renzi a tutto campo, quello che parla a Mestre a sostegno della candidatura di Giovanni Manildo alla guida della regione e nello specifico alla lista Uniti per Manildo presidente. Il Veneto, dice Renzi, è stato determinante per lo sviluppo italiano, ma oggi che per vari motivi la sua economia inizia ad essere in difficoltà, diventano ancora più evidenti le lacune politiche e amministrative di chi l'ha governato. Il Veneto non merita le prese in giro. Ieri Calderoli e Zaia hanno fatto finta di firmare una riforma sull'autonomia. Abbiamo a Roma il governo più centralista della storia. Si scrive Meloni, si legge Roma e l'abbiamo visto anche per tutti quelli che volevano premiare Zaia. A Zaia hanno impedito non solo di fare il terzo mandato ma anche di fare il ministro, quindi vuol dire che a Roma non guardano di buon occhio il Veneto. Da Venezia a Roma, dalla regione al governo, il centrodestra si sta dimostrando incapace di offrire risposte, aggiunge Renzi, e sono i numeri a dirlo. Amici della Lega Veneti, ma vi rendete conto che avete il governo che ha aumentato la pressione fiscale al 42,8%? Nella coalizione che si presenta al governo della regione, la parola d'ordine è occorre subito un netto cambio di passo. È
essere la voce concreta di questo Veneto, la voce pragmatica del centrosinistra, e credo che in questa occasione stiano venendo a galla tutte le bugie di questo centrodestra che parla di continuità, ma molte cose non vanno. I dati mostrano che il Veneto è al di sotto della media nazionale come produttività, è un dato che gli industriali hanno bene sotto la lente. Penso che ci sia un bisogno di evoluzione, un cambio di passo. Ma non c'è solo l'economia a preoccupare. Secondo Renzi, le politiche del centrodestra si sono dimostrate fallimentari anche su quello che era stato il loro cavallo di battaglia elettorale, la sicurezza. La Meloni ha mandato 600 agenti di polizia e carabinieri in Albania a giocare a burraco e non li mette nelle stazioni o nelle realtà dove servirebbero. Meno carabinieri in Albania, più carabinieri in Veneto. Tappa veneta anche per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che salta la tappa con Manildo ma continua a sostenere la sua candidatura. Possiamo dare un grande contributo, anche perché poi noi siamo per una crescita sostenibile, quindi compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente. Un tour in Veneto con 2 tappe a Mestre e Padova per parlare non solo di imprese, transizione 4.0, ma anche per sottolineare il contributo del Movimento 5 Stelle alla candidatura di Giovanni Manildo alle regionali per il centro-sinistra di Campolargo. Giuseppe Conte, dopo aver partecipato ad un presidio davanti la sede di Veneto Sviluppo a Mestre e prima di visitare il Competence Center di Padova, ha definito Manildo come la scelta più competitiva per la sfida in Veneto. Competitività che manca però alle imprese, ha poi detto il presidente Pentastellato, citando la Commissione europea che certifica che l'Italia sarà ultima in Europa per crescita nel prossimo triennio. Il Veneto inizia ad andare in difficoltà con un declino anche produttivo, abbiamo imprese che sono sommerse dal caro bollette, da una pressione fiscale molto alta, sono arrivati anche i dazi e in questa legge di bilancio, che è la quarta fatta da questo governo, non c'è uno straccio di piano industriale, addirittura non c'è nulla per le piccole e medie imprese. Ecco perché siamo qui anche per lanciare un grido d'allarme. Ritorniamo quantomeno a transizione 4.0, che contempla agevolazioni per le imprese che innovano, per le imprese che offrono sana occupazione. Così Giuseppe Conte, mentre il ministro degli esteri Tajani era a Vicenza oggi e ha parlato di Alberto Trentini. Sentiamolo. Stiamo facendo tutto ciò che è possibile per riportarlo a casa. Ci sono tanti italiani che sono detenuti nelle carceri prigionieri politici, 2 ne abbiamo fatti uscire, stiamo lavorando in una situazione difficilissima, basta leggere le cronache internazionali in Venezuela, faremo di tutto per far riportarlo a casa. Ad ogni livello, no? È uno degli argomenti sui quali siamo più impegnati. Così il ministro Tajani, incontro a Padova invece dell'Ance Veneto, associazione di categoria dei costruttori, con il candidato alle regionali per il centrodestra Stefani, al centro i temi che riguardano tutta la categoria. È assolutamente fondamentale proporre un piano casa, l'abbiamo posto al centro della nostra agenda politica, che sfrutti anche le opportunità che ci offre la rigenerazione urbana. Oggi un giovane di 25 anni non può acquistare una casa, non può avere una casa d'affitti ragionevoli. È importante ripensare all'edilizia popolare, l'edilizia residenziale pubblica, e garantire un'edilizia residenziale che tenga conto di questa emergenza. Importante per l'ANCE, l'associazione dei costruttori, anche risolvere il problema delle abitazioni per i lavoratori delle imprese edili, un fenomeno importante anche in regione. Stiamo parlando di staff house, cioè di case che devono essere dedicate per i lavoratori, cioè gente che ha già il lavoro, che ha già uno stipendio, quindi è anche abbastanza semplice da risolvere, perché possiamo incentivare la cosa cercando di andare a lavorare su quello che è la decontribuzione, cioè andare a trasformare questi investimenti che possono fare le imprese direttamente per questi vani abitativi che magari sono già in pace alle imprese, andando a creare questi costi interamente detraibili come se fossero dei beni completamente ammortizzabili al 100%. Presente all'incontro anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito come l'emergenza abitativa sia centrale per il governo e lo sarà anche per Alberto Stefani. Con Alberto Stefani abbiamo già concordato che uno dei primi tavoli che faremo non a Roma ma
andrò da lui in ufficio a Venezia, sarà sul piano casa regionale. C'è un tessuto sano, bello, di tante piccole e medie imprese in Veneto che stanno lavorando, perché abbiamo 20 miliardi di euro di cantieri aperti oggi in Veneto, sulle strade, sulle ferrovie, sulle case, sulle fognature. Pensiamo alle Olimpiadi, ad altri 3 miliardi di investimento fra Veneto e Lombardia sulle Olimpiadi, quindi conto di dare lavoro a tanta gente, e quante più case rimettiamo sul mercato, quanto più gli affitti dovranno scendere. Adesso a Padova dalla nostra Marta Zatta, che si trova all'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est. Marta, a te. Gli ultimi che ho visto erano quelli di... Sì, buonasera Edi, buonasera ai nostri telespettatori. È in corso in questo momento alla Fiera di Padova l'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est. Il tempo delle scelte, questo il titolo scelto per quest'anno. Tanti anche i temi al centro del dibattito in corso in questo momento, dalla necessità di riacquisire competitività per le imprese, ridurre il costo dell'energia, il nodo del PNRR e la nuova questione settentrionale. Ecco, decise e chiare anche le richieste della Presidente Paola Carron, che rivolge ai candidati del Presidente del Veneto. Ascoltiamo le sue parole. I paesi del Golfo stanno acquisendo Il titolo è il tempo delle scelte che dovranno fare anche, che dovrà fare il futuro Presidente del Veneto, visto che ci stiamo avvicinando alle elezioni. Sì, è il tempo delle scelte, diciamo che è capitato casualmente alcuni giorni prima di un momento importante. Quello che noi chiediamo è di portare la propria attenzione e quindi sugli investimenti legati all'innovazione, sul sostegno alle imprese, sul tema infrastrutture materiali e immateriali come esigenza di questo territorio. Chiederemo questo, di avere anche il coraggio di fare queste scelte in un momento storico particolare. Il grande fornitore del mondo, che poi alla fine noi abbiamo questa capacità di avere prodotti di... Ecco, quindi con alle spalle la conferenza che continua con i vari interventi dei vari industriali. Per il momento da Padova è tutta, dalla linea. Grazie Marta, grazie a Cristian Roque Allende per il contributo tecnico. Abbiamo ascoltato insomma le parole della Presidente e gli auspici per un nuovo futuro imminente, dato anche grazie alle elezioni di questo weekend. Mentre da Padova ci spostiamo a Venezia con il Ministro della Cultura Giuli, che ha confermato ufficialmente che sarà Beatrice Venezzi la nuova direttrice del Gran Teatro La Fenice. Nessuna retromarcia dunque in vista. Sono parole chiare che rappresentano un'investitura ufficiale, molto di più di una semplice conferma, quella che il Ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli scandisce ai nostri microfoni, ribadendo che non vi sarà alcuna retromarcia. Beatrice Venezzi, da ottobre 2026, sarà la nuova direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il Ministro lo fa dal grande sagrato della Basilica di Santa Maria della Salute, a margine dell'inaugurazione del Ponte Votivo. Non posso non chiedere qualcosa sulla Fenice. Non posso che ribadire quello che ho già detto, e cioè che Beatrice Venezia è la persona giusta al posto giusto. Il ministro smentisce anche categoricamente le voci di un possibile dirottamento della direttrice nominata verso Trieste. Smentisco recisamente, anche perché le fonti non soltanto sono fidedegne, ma sono totalmente inattendibili e maldicenti. Senta, lei ha sentito Venezia in questi giorni? Io con Beatrice mi scrivo, la sento e ne percepisco la saldezza, la forza, l'equilibrio e l'ottima disposizione nei confronti della Fenice, che verrà presto ricambiata. Nella mattinata veneziana di Giuli, prima un incontro privato a Cacornè con il sindaco di Venezia Brugnaro, che è anche presidente della Fondazione Gran Teatro La Fenice, poi una veloce visita alla Basilica Cattedrale di San Marco, ricevuto dal primo procuratore di San Marco Bruno Barel, per ammirare gli ultimi lavori fatti. Sullo sfondo, sempre alla Fenice, la spada di Damocle della protesta degli orchestrali contro Venezia, che potrebbe nelle prossime ore mettere a rischio o condizionare pesantemente la clemenza di Tito, prima assoluta della stagione. Come ha ritrovato Venezia in questa giornata importante? Sempre meravigliosa, sempre più luminosa, in una giornata particolare, con un momento di condivisione comunitaria con la cittadinanza, con il sindaco, con tutte le autorità, molto molto significativo.
Così da Venezia, mentre ci spostiamo a Padova nuovamente, questa volta però per la cronaca, andiamo proprio nel centro città, nel bar della società Juvenilia. È la quarta volta per l'associazione sportiva che vengono a rubare i ladri. È la quarta volta che il bar della Juvenilia, società per giovani calciatori allievi della pallavolo di Padova, finisce nel mirino dei ladri. La scorsa notte, infatti, dei malviventi hanno preso d'assalto la struttura in via Tiziano Minio, prima sfondando la finestra e poi mettendo a soqquadro il bar. Il danno materiale ammonta agli 800 euro, ma è quello morale a pesare di più. Un danno morale perché non ce l'aspettavamo, nonostante il rafforzamento delle misure anche di garanzia, di tutela, diciamo, all'interno della struttura. Abbiamo messo su dei cancelli, abbiamo rafforzato le finestre, creando, diciamo, delle situazioni di anti-intrusione, ci sono delle telecamere. Ecco, pensavamo di aver fatto tutto il possibile e invece purtroppo anche ieri notte sono entrati per la quarta volta e hanno fatto veramente dei danni ingenti, che al di là del valore in sé, come dicevi appunto, al di là del valore in sé di ciò che hanno rubato, è proprio è come venissero a rubare a casa propria, insomma, a casa nostra. Un colpo vile che non scoraggia però l'animo dei volontari impegnati per questi ragazzi. Siamo sicuramente feriti nel nostro interno, perché ripeto, quell'ambiente è come fosse casa nostra, ma nello stesso tempo noi andiamo avanti sicuramente per la nostra strada. Voglio far notare che al di là dei numeri ci sono delle persone, ci sono dei ragazzi, tanto per fare un esempio, noi abbiamo delle squadre del calcio in particolare, dove ci sono dalle 12 alle 13 nazionalità diverse, dove i bambini e le famiglie convivono in maniera assolutamente integrata, del nostro scopo e del motivo per cui come volontari ci dedichiamo giornalmente, ora per ora, nel portare avanti questa attività, seppur nelle difficoltà. Quindi se era un segnale di intimidazione, certamente hanno sbagliato indirizzo, siamo un gruppo coeso e quindi noi andremo avanti. Così dunque da Padova, mentre a Cassola lutto cittadino, la cittadinanza si è stretta attorno al feretro di Stefano Farronato e alla sua famiglia, alpinista di 51 anni morto durante una scalata in Nepal. Eri un cittadino del mondo, avevi un cuore puro, un cuore grande, l'addio commosso, come vedete dalle immagini è stato intonato anche il Signore delle Cime a Cappella, che ha aperto la sua cerimonia funebre. Le immagini che state vedendo. Mentre questa mattina a Venezia l'apertura del ponte votivo con cerimonia alla presenza del sindaco Brugnaro, del vicario episcopale Fabrizio Favaro, autorità militari e cittadini e alla presenza anche del ministro della cultura Giuli. Il ponte resterà percorribile fino a domenica 23 novembre. La struttura, come ogni anno, collega la riva di Santa Maria del Giglio con quella di San Gregorio, agevolando così le processioni dei fedeli che si recano al pellegrinaggio alla Basilica della Salute. In occasione della messa ricordiamo che Antenna 3 sarà in diretta dalla Basilica della Salute, appuntamento per venerdì alle 9:45. Si chiude così il telegiornale regionale, il TG del Veneto di Antenna 3. Grazie per averci seguito. Come sempre le previsioni del tempo dopo la sigla, a seguire l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.